Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Purtroppo l'alta pressione che ci ha tenuto compagnia per diversi giorni si sta allontanando da noi, almeno su parte dell'Italia, per la disposizione delle correnti in quota da sud-ovest. Per capire un po' la dinamica che interesserà parte della nuova settimana è necessario partire da un'analisi di questa mappa che volevo farvi vedere, una mappa in quota circa 5500 metri che fa vedere la disposizione delle correnti appunto da sud-ovest. Questo per la presenza di una saccatura presente in oceano. Infatti vedete poi che le correnti risalgono da sud-ovest e normalmente quando capita questo, specialmente al nord parte del centro, il tempo è destinato a rimanere brutto e in effetti se andiamo a vedere la distribuzione delle piogge che interesserà i prossimi giorni, partiamo dalla giornata di lunedì, possiamo vedere come il maltempo interesserà soprattutto il nord-est, segnatamente la parte costiera del Veneto e parte del Friuli e in modo particolare soprattutto la Liguria e la Toscana. Lì sono delle aree in cui pioverà tantissimo, per cui ecco un occhio di attenzione per quelle zone. Poi la volta di martedì ci sarà una nuova perturbazione che si avvicinerà. In effetti possiamo vedere soprattutto nel nord-ovest l'arrivo di nuove piogge, per cui il tempo è destinato nuovamente a peggiorare, mentre sul resto d'Italia tutto sommato il tempo si manterrà buono. L'orientamento delle correnti da sud-ovest favorirà anche temperature tutto sommato altamente gradevoli. Mercoledì un nuovo peggioramento, specialmente al nord, con maggiore interessamento delle Alpi e della Liguria, soprattutto in Liguria lì pioverà parecchio, e giovedì tutto tenderà a spostarsi nuovamente verso est con residui fenomeni nel nord-est, specialmente sui settori orientali e sulla Toscana. Quindi in linea di massima avremo una settimana campale per quanto riguarda il nord e parte del centro. Dicevo soprattutto la Toscana e la Liguria saranno aree in cui pioverà parecchio. Sul resto del paese il tempo si manterrà buono, mentre pare che da venerdì possa instaurarsi nuovamente l'alta pressione. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.